La pianura padana è fatta così, è una piatta con poco vento, e quindi se non si fa niente il problema c'è. Il problema c'è sempre stato, però il tema è che oggi i cittadini vogliono vivere in un luogo migliore, cioè la sensibilità è aumentata. Bisogna trovare il giusto equilibrio, bisogna fare delle cose che non vengano percepite come punitive, ma che siano fatte per il bene di tutti, e poi alla fine il cambiamento non è mai così disastroso, non è mai così difficile come a volte lo si dipinge. I sindaci hanno una responsabilità e ce l'hanno sapendo che qualunque cosa facciamo incidiamo parzialmente, molto parzialmente, però se ognuno fa la sua parte le cose cambiano. Dove stanno i problemi? Certamente il traffico e la qualità dei veicoli è una questione, il tema dei riscaldamenti è un'altra questione. Per esempio a Milano abbiamo a questo punto tutti gli edifici pubblici, cioè scuole, case popolari, nostri uffici, che non sono più a gasolio. Poi cosa c'è ancora? Beh, per esempio il tema degli allevamenti è una questione, nessuno dice che gli allevamenti devono chiudere, però non si può neanche continuare a citare la questione e non succede nulla. Quindi i sindaci sono quelli più vicini ai cittadini e alla loro sensibilità, hanno il dovere di fare delle cose, farlo insieme garantisce un risultato migliore.